A Porto Empedocle i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne del luogo, carrozziere con precedenti di polizia, ritenuto responsabile della detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché segnalato per gestione non autorizzata di rifiuti. Durante una perquisizione seguita d'iniziativa nel corso di un'attività di controllo all'interno dell'autofficina di sua proprietà, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanze da taglio, nascosti in un ufficio. Le modalità di occultamento e le quantità rilevanti della sostanza potenzialmente in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro hanno escluso l'uso personale. Nel corso dello stesso intervento i carabinieri di Porto Empedocle hanno anche accertato che il terreno adiacente all'officina era stato adibito in assenza di autorizzazioni a deposito di rifiuti urbani e speciali costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.